Ragazzi, allora, abbiamo introdotto un tema fondamentale: essere sardi, sentirsi sardi. Filippo si chiama Tortu, alla una il cognome e quindi è sardo, poi c'è la cittadinanza onoraria di Tempio e non saremo certo noi a discutere questa scelta, anzi è cittadino onorario anche di Utah, te la do adesso io in diretta la cittadinanza. Però anche Mia Ceran ambisce un po' a far parte del popolo sardo, perché è un popolo umilmente una grande fan della vostra terra, però grande umiltà. Poi ci ha mandato la foto simbolo della sua quarantena, un piatto di cos'era, fregula con arselle o fregua con arselle. Però adesso noi, bando alle ciance, dobbiamo fare un quiz e vedere quanto sardi siete davvero, perché è facile dirlo, è facile schierarsi, però qua bisogna vedere se avete studiato, giusto? Abbiamo una sigla straordinaria che mandiamo in onda subito perché è veramente bella, è di Riccardo Azzeni. Ce l'abbiamo, Paola? Sì. Kisbe, battono, kisbe, 6, 7, kisbe. Questa era la sigla. Sigla molto molto bella. Molto bella. Adesso voglio vedere se siete in sardo giusto. E cominciamo da Filippo Tortu. La prima domanda te la devo fare io, Quali di questi ingredienti, se non rispondi può rispondere Mia, e poi l'ultimo in campo Renzo ci sarà la domanda finale fondamentale. Quali di questi ingredienti non serve nella preparazione del maialetto arrosto o proceddu, assolutamente noto agli italiani come il porcetto, anche tutto attaccato, ma che noi chiamiamo proceddu? Puoi scegliere anche uno o più di questi ingredienti che ti dico adesso, che non servono per preparare il maialetto arrosto. Lo sciroppo di mirto, l'olio di lentisco, la cipolla di portisco. Il primo e l'ultimo. E l'olio di lentisco serve? Non sapendo la sua utilità e che cos'è, ho cercato di non rispondere. No, al limite le foglie. Le foglie dell'olio o le foglie delle lentische? No, le foglie di mirto. Bravo. Il fucile per prenderlo. E poi uno spiedo. Questi sono quelli mancanti. Infatti, guarda, in realtà te la diamo buona, perché hai ragione. Per farlo serve bene. È giusto, dai, serve le foglie di mirto e basta. È una domanda trabocchetto con tre risposte sbagliate, allora, però esatto. hai azzeccato. Non sapendo cos'era la seconda, poi vi dico, io poi lo taglio quelle del cesoio da giardino. Bravo. Questa è una scelta molto saggia. In Un Campidano gran tocco di classe questo. Molto sardo. Servito su un tagliere di sughero. Quindi questo non potevo sbagliare. però devo dire che il tagliere di sughero, tipo, noi non ce l'abbiamo, usiamo la plastica, che più Con l'alluminio. Veramente. Si vede che sei quello che tra noi ha finito le scuole per ultimo, perché era proprio una risposta all'interrogazione. Quando non sai esattamente l'argomento e divaghi, racconti tutto quello che sai di contorno. Ho fatto oggi l'esame di matematica. Lo vedi. E magari riuscivo, cioè sapevo, sono andato anche bene. Però quando sapevo una cosa iniziavo a parlare di tutto quello che c'era attorno. Certo, grande tappo. Si è allenato. Esame di dove? L'università? Cosa studi, Filippo? Economia a Roma, alla LUIS. Ah, che bello, che bello. Che bravo. Domanda per Mia. Chi ce l'ha? Ce l'ho io, andiamo avanti. Vai. Mia, due nomi tra quelli di queste celebri spiagge sono inventati. Adesso te li dico tutti di fila, poi andiamo a vederli uno per uno, così non ti deconcentri. E sono questi 5: la spiaggia del Riso, lo scoglio di Peppino, la torre di Gommai Mariuccia, la Cinghialessa e la Pelosa. 2 di questi sono inventati. Te li ridico piano, uno per uno. Magari. La spiaggia del Riso, secondo te esiste o non esiste? Un nome buffo, enogastronomico, però potrebbe essere anche plausibile. La spiaggia del Riso. Ma secondo me sì. Alla grande, la spiaggia del Riso esiste. Mentre invece lo scoglio di Peppino, rassicurante, familiare. Secondo me è anche lo scoglio di Peppino. Anche lo scoglio di Peppino. Mentre invece la torre di Gommai Mariuccia.
Allora, la verità è che non la so. Non Sono dirle abbastanza queste cose, lontana dalla scuola per poter dire serenamente. Possiamo dirti un aiuto che gommai vuol dire comare. Questo si può fare, una traduzione, dai. A me viene da dire di sì, non so perché. Mi sembra Pensaci, di sì. pensaci. Dile le Pure mi altre... state prendendo in inganno con questo Perché nome Renzo così. suggerisce? Vogliamo dare la Scusa, aspetta un po', siamo No, a è scuola. sbagliato, è sbagliato, Ma sia- dai. sbagliato, Fammi capire, sbagliato. Gommai Mariuccia non esiste. Però le altre due. Allora ti Sì, giochi che avrei tutto con le capito. ultime due. Le ultime due sono fondamentali. Una è vera, una è totalmente inventata. Una è Vai. la cinghialessa e l'altra è la Ok. pelosa. La pelosa esiste. Giusto! Va bene. Va bene, dai. E Uno quindi? pari, uno pari. Vabbè. Pari. Uno pari. Ok, vado Questo io è per Filippo. difficile. Questo è difficile, Stavo- Filippo. C'è chi è caduto sul panino del polpo di Quirico, tu non cadrai su una pista d'atletica. Perché? Nel 1995 l'Italia conquista il bronzo ai mondiali di Göteborg. Nella squadra dei 4 velocisti ce n'erano ben 2 sardi. Devi dirmi chi sono tra i 4 nomi che ti proponiamo, ok? Ok, Allora, Giovanni Puggioni, sì. Jaime Virdis, Sandro Floris, Pietro Paolo Virdis. Allora, Gianni e li conosco tutti, il problema è Göteborg, io nel 95 non ero nato, questa No, certo. non vale. Si Stiamo, tratta di difficoltà. studiare la verità. storia. Allora, Ragazzi, ciao, dopo questa frase. Allora, abbiamo detto Allora. Giovanni Puggioni ce l'hai. L'altro? Sandro Floris? sì. È giusto, Giusto. giusto, Bravo, giusto, bravo. giusto. Gli altri due erano Ezio Madonia, Angelo Cipollone. Jaime Virdis e Pietro Paolo Virdis, no, non hanno corso quei Siamo 100 inventati. metri, direi di no. Però Pietro Paolo ha vinto una Virdis Champions correva. League. Pietro Paolo Virdis ci ha regalato delle emozioni indimenticabili. Tra l'altro, Filippo Juventino, io sono tristemente milanista, però in quegli anni Pietro ci ha fatto giocato. qualcosa di straordinario. Allora, la seguente domanda per Mia è culinaria, perché ahimè quella foto che hai mostrato della fregua ti costa questo, e dunque ti facciamo vedere un... Però sei un po' negativa Paola in questa introduzione. Dobbiamo incoraggiarla, deve C'è un recuperare. pregiudizio. No, perché sento il temo che non, pregiudizio della che non giuria. sia facilissima. Va bene, ti facciamo vedere un video in cui ci sono io in quarantena il giorno di Pasqua che preparo un piatto, quindi dovresti dirci cos'è. È ovviamente una ricetta sarda. Sì? Posso dare un aiuto a Mia, nel senso che secondo me Paola devi dirci esattamente di che zona della Sardegna sei, questo potrebbe essere un indizio. Sì, In noi più. siamo del Campidano, di un paese che si chiama Uta. Ok. Nonostante questo piatto è diffuso in alcune sue varianti anche in alcuni paesi del nord Sardegna. Soprattutto Ok. Oschiri, guarda. Soprattutto la Oschiri. famosa è quella di Oschiri. Ok, allora io Riproviamo. Paola, ce l'hai il video? Sì, via. Via da via. Siamo Domenico di un verano che viaggia a scuria, salua decorante, uomo in trancresi si senza accanto, de sabagadia, accanto, de sabagadia. A boso bregoso, Santa Villumera, bene in vivera. De sabagadia. Francisco, Cassia Sagresia, lo vai! Lo slow motion è sempre un momento molto... Vero? devo dire, sì. Ragazzi, ma ce l'avevo dal modo in cui ha iniziato a impastare all'inizio proprio. Hai visto? Panada. Grandissima, vai, vedi che non era infondata. Quindi a questo punto tutto si basa sullo spareggio. Che come ben sai è un ripieno di... Lo spareggio? No, la panada. No, è carne. Sì, io non mangio la carne e quindi la faccio senza. Tu ci hai messo le patate, però c'è l'agnello solitamente. In teoria no? c'è o l'agnello oppure la carne di anguilla, si usa da noi perché siamo in zona L'anguilla, è di vero, panada stagno. con anguilla. Sì.
però io... Diciamo che quella che ha fatto Paola, quella che ha fatto Paola, il ripieno fa sì che non dobbiamo fare lo spareggio, è chiaro, no? quella che ha fatto Paola senza carne si chiama Sabanada Trista, praticamente molto triste. Tutti fingono dicendo che è buona, ma non è vero, ci vuole la carne d'agnello o le anguille. A proposito di musica, adesso tocca a quel signore con i capelli bianchi, Renzo Pugis, che è un virtuoso della chitarra, e adesso farà l'accenno di un brano sardo, della tradizione sarda, o comunque Diciamo. che parla di Sardegna. Oggi siamo stati un po' larghi con questa definizione. Sì, esatto. Dovete indovinarla, vi dovete prenotare gridando, dovete dire o il titolo, che è difficilissimo, però secondo me è impossibile, o l'autore, che è più facile. L'autore. È un autore molto famoso. Attenzione, C'è un intro che viene fatto vi aiuto, col violino, che io farò un po' con la bocca, per cui non interrompetemi, non interrompete l'intro, che ci tengo particolarmente, quindi cercate di indovinarla appena inizio a cantare, ok? Di chi scriva buccia la catulla, meglio un partiti si preso un giguru, il culo su roglia, chi sul cinema un trauma, ne mai la catu, monti munchi si di geldi. Devo sentirla tutta però per capire. allora I complimenti comunque a prescindere da come va. vai, me l'ho cantato. Allora, a parte non riuscire a cantare in nessun'altra parte perché non è una parte del sardo che io conosco bene, vi possiamo aiutare. È in gallurese. Allora. Io aspetta, ma l'ha cantata un gallurese d'adozione, non sardo. Genovese, io lo un so, grande genovese. Vai Filippo. De André. Bravo. Mia, ce l'avevi anche tu però, dai. C'avevo De André, ma non avevo non ho la canzone. Vabbè, perché Renzo fa quello che può. Quella che si chiama tipo Zicchililtraggia. Zirighiltaglia. Che vuol dire? Che vuol dire lucertolaia, un terreno dove vivono solo le lucertole, praticamente un terreno di poco valore, insomma. Ragazzi, pareggio, bravissimi, siete sardissimi tutti e due, bravi, 3 pari.